Buongiorno, ben ritrovati. Oggi tanta la cronaca, ma parleremo anche di temi politici, parleremo di queste festività che ormai stanno arrivando, la Pasqua, la Pasquetta, sentiremo come stanno andando le prenotazioni negli alberghi, ma anche i pranzi nei ristoranti. Insomma, faremo un po' un punto della situazione. Come vi dicevo, però, tanta la cronaca in primo piano e ci spostiamo subito a Vicenza perché è stato recapitato un bossolo, l'ennesima minaccia ai danni dei camici bianchi. Ne abbiamo parlato anche recentemente in provincia di Treviso con un medico che era stato aggredito da un paziente, invece in questo caso un bossolo nella cassetta delle lettere di un medico di base in servizio nel quartiere San Pio X. Il ritrovamento è avvenuto la mattina di venerdì 24 marzo, quando la dottoressa è andata a controllare la cassetta della posta nella quale solitamente i pazienti imbucano le loro richieste. Il camice bianco aveva pensato prima ad uno scherzo di cattivo gusto, ma per via del clima che si vive quotidianamente negli ambulatori il ritrovamento è stato invece inquietante. Il medico, che sta ancora frequentando la scuola di formazione, aveva ricevuto anche recentemente una minaccia di morte da parte di una paziente se non avesse avuto subito una ricetta medica. Del fatto è stato informato anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Vicenza, Michele Valente. Ovviamente ulteriori particolari di questa notizia nel corso dei nostri telegiornali del Veneto a partire dalle 18:30. E rimaniamo a Vicenza perché c'è stata un'aggressione ai danni di un militare americano. Stanno indagando i carabinieri, sentiamo. È giallo sull'episodio di violenza in cui nel weekend sarebbe rimasto coinvolto un militare americano trovato a terra di notte in Viale della Scienza con ferite presumibilmente da arma da taglio. Intervenuti a seguito di una segnalazione i carabinieri della SETAF e il personale del SUEM per soccorrere il ragazzo, che è stato trasportato in ospedale. Indagini in corso per far luce sulla vicenda e ricostruire l'accaduto che si è consumato nella zona di Vicenza Ovest. Ed ora ci spostiamo invece a Treviso, sempre con la cronaca. C'è un commercialista di Treviso tra i 48 indagati per un'indagine della Guardia di Finanza, una rete in tutta Italia di professionisti e società che gestivano bonus edilizi per interventi mai realizzati ma incassando i crediti. 48 persone indagate, tra cui un commercialista di Treviso, e beni per 90 milioni di euro sequestrati. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza e della Procura di Monza nell'ambito dei bonus edilizi, con l'accusa di frode aggravata allo Stato, autoriciclaggio, indebite compensazioni di crediti fittizi. Sequestrati anche appartamenti, ville e conti correnti. Secondo le indagini, un commercialista calabrese con casa in Brianza avrebbe acquistato da decine di persone crediti per interventi edilizi, bonus facciata, ecobonus, per un valore di 13 milioni di euro, facendo poi partire cessioni a catena dei crediti per lo più lo stesso giorno, poi monetizzati presso Poste Italiane. Nel raggiro 700 persone hanno avuto credito senza saperlo per l'esecuzione di interventi edilizi mai eseguiti, tra loro molti non proprietari di alcuni immobili e percettori di reddito di cittadinanza. 2 commercialisti, uno di Napoli e uno di Treviso, avrebbero provveduto alle false comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per la disponibilità di crediti fiscali per decine di milioni di euro, a fronte di interventi di efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici mai eseguiti. Tra i beni sequestrati, 3 ville tra Venezia e Massa Carrara, 38 milioni di euro di crediti d'imposta e una Porsche. Ed ora uno dei temi che ha fatto sempre più discutere, che sono gli affitti troppo cari in molte città, cittadini insomma che dicono è impossibile andare in affitto, e noi vi proponiamo proprio questo sondaggio. Affitti, Treviso troppo cara? Se siete d'accordo lo vedete in verde il sì 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo in rosso lo 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio, come di consueto per il nostro martedì, nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora invece ci spostiamo a Padova perché c'è un altro argomento che fa discutere: piazza insurrezione pedonale. La maggioranza è divisa, parlano però i commercianti e ci racconta tutto la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno.
Sì, buongiorno da Padova, alle mie spalle il parcheggio di Piazza Insurrezione. La questione parcheggi, come spesso accade nell'ultimo periodo a Padova, anima il dibattito politico, perché il futuro del parcheggio, dello storico parcheggio di Piazza Insurrezione, è strettamente legato al destino dell'area dell'ex Prandina. Negli ultimi giorni si discute sulla pedonalizzazione di Piazza Insurrezione, un tema che sta creando qualche frizione anche all'interno della maggioranza, perché l'associazione Amo Padova, che sostiene il sindaco Giordani, chiede a gran voce che ci sia un piano definito sulla pedonalizzazione di Piazza Insurrezione, perché non devono essere esclusivamente tolti i posti auto. Pedonalizzazione di Piazza Insurrezione che invece è fortemente sostenuta da Coalizione Civica, che ha anche presentato una proposta al sindaco. Coalizione Civica che è l'altro alleato di Giordani. Qui con me Patrizio Bertin di Ascom Veneto e soprattutto Ascom Padova, perché vogliamo sentire il parere dei commercianti, e poi Enrico Turrin di Fratelli d'Italia, quindi dell'opposizione. Il piano, la richiesta di Amo Padova è sostanzialmente quella che Ascom ha fatto qualche tempo fa al sindaco. Sì, mi sembra che sia anche una logica che ripetiamo da molto tempo, quella di fare un tavolo di confronto per fare un piano dei parcheggi, ma soprattutto anche un piano della viabilità, che è dal 2008 che non viene preso in mano. E quindi mi sembra che sia giunto il momento oggi, perché Padova si parla da anni di parcheggi, però i parcheggi, al di là di qualche piccola aspettativa che da anni stiamo aspettando, quello di Larga Europa, non ne vediamo altri, quindi dobbiamo assolutamente fare un piano dei parcheggi perché questa città diventi una città attrattiva. La gente non può stare in colonna o in coda per aspettare che si liberi un posto di parcheggio per parcheggiare. La gente deve arrivare, deve trovare una città accogliente, una città che sia ricettiva, altrimenti Padova è destinata a essere una città provinciale, cosa che nessuno di noi vuole. Quindi è ora di mettere mano seriamente al progetto della Prandina e basta fare tanti proclami, ma bensì agire immediatamente per dare alla Prandina, alla città, ma soprattutto anche per cominciare a educare la gente a parcheggiare, arrivare e trovare un parcheggio. Questa è la finalità che serve a Padova oggi. Enrico Turrin, Fratelli d'Italia, opposizione, come vedete questa frizione nella maggioranza e soprattutto per pedonalizzare Piazza Insurrezione cosa serve? Sì, in maggioranza noi vediamo un continuo diktat della parte più sinistra, quindi di Coalizione Civica, su molti temi, compreso soprattutto quello dei parcheggi e quindi di Piazza Insurrezione. Noi come Fratelli d'Italia già nel 2018 avevamo presentato un emendamento che prevedesse sì la progressiva dismissione di questo parcheggio, ma come diceva il Presidente Bertin, prima ci deve essere un grande piano di tutta la viabilità e dei parcheggi e soprattutto deve essere ampliato e finalmente fatto quel famoso parcheggio Prandina, che non può limitarsi a 250 posti ma deve essere almeno di 500. Ricordo che il parcheggio di Piazza Insurrezione conta 126 posti che fruttano alla PS 1,5 milioni di euro e quindi si pone anche un problema di sostenibilità delle partecipate del Comune. Noi riteniamo che il sindaco debba venire in Consiglio Comunale, parlare con tutto il Consiglio Comunale e non solo con la sua maggioranza, riunire le categorie economiche e insieme decidere il futuro di Padova. Insomma, Piazza Insurrezione senza auto sembra mettere d'accordo un po' tutti, ma quello che divide è cosa per farla diventare senza auto, cosa si deve fare, cosa deve fare il sindaco. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visintina. Ora ci spostiamo subito a Treviso perché lo vedo già sullo schermo il nostro Federico Fusetti. Si parla di tossicodipendenza, l'emergenza è quella dei giovanissimi, ne parliamo proprio con lui, vedo che ha un ospite. Federico, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo in compagnia del presidente del CEIS, Luca Sartorato, una istituzione, non solo lui ma anche il CEIS a Treviso naturalmente. Parliamo sì di dipendenze, parliamo di salute mentale. Tu giustamente, come un po' tutti noi, insomma l'osservazione che facciamo, poi parliamo del futuro del CEIS, è insomma sempre più giovani sono questi ragazzi che purtroppo cadono vittima delle dipendenze. E lei mi diceva poco fa, sì, però fino a un certo punto
è vero. Sì, nel senso che registriamo sia noi sia a livello nazionale un abuso da parte dei giovanissimi di alcol e di tabacco. Per quanto invece riguarda le sostanze illegali, hashish eccetera, c'è una fetta un po' minore, quindi la preoccupazione verso il mondo giovanile è quella di fare delle attività di prevenzione soprattutto rispetto all'uso dell'alcol e del tabacco in modo particolare. Poi un'altra fetta di popolazione invece passa ad hashish e poi inizia l'escalation dell'abuso di sostanze, ma che è minoritaria rispetto invece a quella che purtroppo è la popolazione che in qualche modo approccia all'alcol e al tabacco. E se si riesce, diciamo, a fermare tra virgolette i giovani e quindi bloccare questo abuso di tabacco e di alcol, si aiutano poi anche a non cadere vittime delle droghe. C'è una sorta di collegamento che se si fa bene il lavoro di prevenzione prima poi si evitano guai peggiori. Sì, questo sicuramente, tutta l'informativa e la formazione che nasce attraverso gli interventi del mondo scolastico aiuta di per sé, se non altro, la consapevolezza. Molto spesso non si ha la coscienza dell'abuso di sostanza, che cosa porta anche nel fenomeno dell'alcol e nel tabacco. I giovani hanno delle informazioni spesso non veritiere e non fondate e quindi di per sé l'informazione è assolutamente necessaria per un intervento adeguato di prevenzione. Quindi il vostro prossimo traguardo, insomma, compite 40 anni ed è ovviamente un bellissimo traguardo. Adesso cosa succede nel prossimo futuro vostro? Abbiamo raccolto i bisogni insieme all'unità sociosanitaria numero 2 della Marca Trevigiana e al SERD di competenza territoriale trevigiana, il bisogno e l'esigenza di aprire un centro diurno per i giovani e per quanto riguarda invece i pazienti ricorrenti, quindi un intervento diurno rispetto invece alle 6 case residenziali che già oggi abbiamo nel nostro territorio. È una questione di soldi anche, cioè servono soldi per tutto questo o sono sempre fondamentali anche le idee e diciamo penso anche il mondo del volontariato? Tutte le due cose messe insieme. I soldi servono necessariamente perché altrimenti non si riescono a pagare adeguatamente gli operatori e non si riescono a fare progettualità nuove. Dall'altra parte l'aspetto della complessità dell'abuso di sostanze prevede anche una diversità degli interventi. Noi facciamo degli interventi attraverso gli servizi domiciliari, adesso li faremo nel diurno e abbiamo 4 servizi invece di natura residenziale, cioè a copertura 24/24, quindi complessità di intervento più soluzioni. Ultima domanda, fare squadra è importante con tutti quelli che possono dare una mano? Assolutamente, il CES di Treviso da sempre promuove l'intervento di natura di rete. Tutti insieme, di fronte a un problema complesso, si trovano delle soluzioni di insieme complesse. Più persone si mettono insieme, più realtà, più identità, più soluzioni. Grazie al Presidente del CEIS, Luca Sartorato. Ci vediamo qui tra 40 anni, anche con Nicoletta Rizzetto, tutti e tre, allora appuntamento dopo domani. Daniela, grazie. Daniela, a voi la linea. Grazie davvero a Federico, grazie anche al suo ospite. Noi andiamo avanti, continuiamo con la cronaca. Bassano del Grappa, i carabinieri di Bassano hanno arrestato con l'accusa di detenzione di droga un 21enne residente nel comprensorio bassanese, trovato con ben 8 kg di droga di vario tipo all'interno di un garage che il giovane aveva affittato. È stato rinvenuto un borsone nascosto sotto un divano, conteneva circa 8 kg tra hashish e marijuana. Il giovane ha ammesso la paternità della droga, escludendo il coinvolgimento di un amico al quale aveva dato ospitalità per qualche giorno. Rinvenuti anche un bilancino di precisione e poi oltre altre 2.000 e 2.000 euro in contanti di piccolo taglio, ritenute ovviamente provento dell'attività di spaccio. Ed è stata invece ritrovata l'arma del delitto che avrebbe sparato e ucciso la mamma marocchina di Ariano nel Polesine. Intanto l'autopsia conferma che la donna è stata uccisa con un proiettile di piccolo calibro.
È stata trovata la pistola che potrebbe aver ucciso Orkia Nawi, la mamma marocchina di Ariano nel Polesine, trovata agonizzante in casa lo scorso 28 marzo e dichiarata morta il giorno dopo. L'autopsia eseguita ieri ha confermato che la donna è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco alla testa. La presunta arma del delitto è stata rinvenuta in un terreno vicino all'abitazione dove la 31enne abitava insieme al marito e ai 2 figli di 8 e 11 anni. L'autopsia ha accertato la presenza di un proiettile calibro 22 nel cranio di Orkia. Il proiettile di metallo integro verrà sottoposto ad accertamenti balistici. La donna è stata colpita da sinistra, dove è stato riscontrato il foro d'ingresso del proiettile, che è stato ritrovato però nella parte destra del cranio. Secondo la nota della procura di Rovigo è escluso che il colpo sia stato esploso da distanza ravvicinata. La magistratura ha disposto ulteriori accertamenti di carattere balistico per confermare il calibro e la compatibilità del proiettile con le armi recuperate nell'abitazione del vicino di casa, che le detiene regolarmente in quanto cacciatore. La 31enne marocchina era stata ritrovata esanime dai figli nella cucina della loro casa. Uno dei 2 bambini ha raccontato ai carabinieri di aver visto la mamma cadere sui fornelli e poi stramazzare a terra. I bambini sono corsi così dal vicino di casa e insieme hanno allertato i soccorsi. L'anziano ha sempre detto di essersi accorto del sangue che usciva dalla nuca di Orkia solo quando ha cercato di girarla. Tutte le sue armi sono state sequestrate, ma mancava proprio la pistola che ora è stata ritrovata nei campi. Il marito della donna invece al momento del ferimento letale si trovava al lavoro, un alibi di ferro confermato anche dalle persone che erano con lui. E rimaniamo nel padovano, chiuse le indagini sull'omicidio di Mattia Caruso, avvenuto a fine settembre ad Abano Terme, accoltellato dalla reo confessa fidanzata, e per lei si avvicina il processo. Omicidio volontario aggravato da una relazione sentimentale e calunnia. Sono i reati che la Procura di Padova contesta alla 31enne Valentina Boscaro, accusata di aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso di 25 anni. Il pubblico ministero ha chiuso le indagini sul delitto che la giovane padovana commise la sera del 25 settembre 2022, quando accoltellò mortalmente, confessando il gesto, il fidanzato al cuore in auto, poco dopo essere usciti da un ristorante di Abano Terme. La Boscaro tentò anche di depistare le indagini, incolpando un uomo incontrato poco prima nel locale. La 31enne quasi di certo andrà a processo se il giudice per le indagini preliminari accoglierà la richiesta del pubblico ministero. Per il reato di omicidio è previsto l'ergastolo e da alcuni anni è esclusa la possibilità di celebrarlo con rito abbreviato che prevede la riduzione di 1/3 della pena. Valentina Boscaro si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione in quartiere Montà. E la Procura di Padova ha chiesto ad un medico legale di esaminare le ferite dei poliziotti e del ragazzo che li ha denunciati per percosse durante un controllo antidroga avvenuto lo scorso dicembre. Le ferite e le lesioni riportate dai poliziotti e dal 17enne che li ha denunciati verranno esaminate da un medico legale incaricato dalla Procura, che sta indagando sulla vicenda avvenuta lo scorso 16 dicembre nel quartiere di Montà a Padova. Il minorenne ha denunciato 4 agenti della squadra mobile che lo avrebbero percosso durante un controllo antidroga, scambiandolo per uno spacciatore. Il minorenne ha riportato traumi al volto e alla gamba. A sua volta la questura ha denunciato il ragazzo per resistenza pubblico ufficiale perché 2 poliziotti sono stati feriti e uno di loro ha riportato la rottura dello scafoide della mano. Il medico legale dovrà esaminare i referti confrontandoli con le fotografie scattate nell'immediatezza dell'episodio. Il suo parere potrebbe essere molto importante per far chiarezza sulla vicenda. Il ragazzo quella notte era stato controllato in via Einstein a Padova insieme ad un amico dopo che si erano salutati. Lui si era spaventato e non aveva capito fossero poliziotti. Il rapporto della questura invece riporta che gli agenti si sono qualificati per ben 3 volte durante le fasi concitate del controllo. La Guardia di Finanza di Vicenza e i Carabinieri di Valdagno hanno notificato la chiusura e la sospensione della licenza d'esercizio alla proprietaria di una nota discoteca di Valdagno. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Vicenza per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini, alla luce di quanto accertato nei mesi scorsi e in più circostanze sia dai finanzieri di Arzignano che dai militari dell'Arma. Il provvedimento, che prevede la chiusura dello
locale per 15 giorni scaturisce da numerosi episodi considerati gravi e di allarme per la collettività, in particolare proprio per i più giovani. In particolare lo scorso febbraio, durante un controllo, i finanzieri avevano accertato che erano state somministrate bevande alcoliche ad un sedicenne. Per questo la rappresentante legale della società ed il barista che aveva servito la bevanda alcolica erano stati denunciati all'autorità giudiziaria. Inoltre 2 giovani, di cui uno minorenne, erano stati sorpresi intenti a consumare droga all'ingresso del locale. Tra l'altro i carabinieri erano intervenuti in seguito anche ad una rissa nata per futili motivi nel parcheggio della discoteca. Le indagini poi avevano portato anche a riscontrare la presenza consolidata all'interno del locale di persone con precedenti penali. Ed ora andiamo invece nel Bassanese, sospette messe nere all'ex scuola elementare di Fontaniva. Sui muri, sul pavimento, sulla lavagna, scritte e omini stilizzati, crocifissi buttati a terra in bagno e in aula. Monta la preoccupazione a Fontaniva dopo gli inquietanti ritrovamenti durante un sopralluogo da parte degli operai del comune all'interno dell'ex scuola elementare di Fontanivetta. Aleggia lo spettro delle messe nere. Restiamo sgomenti, non solo come amministrazione, ma penso come tutta comunità, non tanto per il danno al patrimonio, che è evidente, ma quanto appunto per il decadimento morale che questo può rappresentare. Certo, è presto per parlare di eventuali rituali, di messe nere, di qualsiasi altra cosa, potrebbe essere anche solo una goliardata di qualche ragazzo, però diciamo i segni sono evidenti ed eloquenti. Ecco. Non si sa ancora, è presto per dirlo, se può essere frutto di una goliardata, come potrebbe essere altrettanto frutto di qualcosa di più grave, ma è un messaggio che comunque desta preoccupazione. I responsabili si sarebbero introdotti nell'edificio in più riprese. Dopo aver forzato una finestra si sarebbero assicurati l'accesso lasciando una porta socchiusa e una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro per poi concentrarsi sulle scritte, disegni e segni allarmanti. È il messaggio che inquieta e chiaramente i riferimenti non possono essere nascosti, ecco appunto le croci, e sono episodi che si sono verificati anche in altri luoghi, in altre località, anche magari sappiamo in qualche paese limitrofo. Abbiamo da poco riqualificato un'area boschiva dove sono stati ritrovati altrettanti segni evidenti, ecco, di questi possibili rituali, e crediamo che avendo sottratto l'area boschiva a queste presenze possano essersi spostati in questi luoghi che adesso verranno però messi in sicurezza. Al piano superiore è stato ritrovato un barattolo di tintura di iodio, forse il materiale usato dai vandali per le scritte e i disegni. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori. Ed ora una notizia appena giunta in redazione che arriva dal Trevigiano, una sospetta fuga di gas, una scuola elementare è stata fatta evacuare, attimi di paura questa mattina alla scuola Mario Fiori di Camalò, frazione di Povegliano. Il personale ha avvertito un forte odore di gas. Per precauzione le classi sono state portate all'esterno in attesa del sopralluogo dei vigili del fuoco. La chiamata è arrivata alla sala operativa dei pompieri poco dopo le 11, ovviamente l'intervento è ancora in corso. Ed ora vorrei riproporvi invece il sondaggio che poi l'esito ve lo ricordiamo questa sera in occasione della nostra trasmissione Ring. Lo vedete, affitti, Treviso è troppo cara? Se per voi Treviso è cara dovete comporre lo 0422 1626 691, se invece non la ritenete cara, lo 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio, come vi ho detto, nel corso della nostra trasmissione Ring. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo in studio con altri servizi ed altre notizie. Rieccoci nuovamente in studio ed ora la politica, perché è tutt'altro che risolto lo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia per le frasi dell'assessore Roberto Marcato. Bagarre in diretta a Focus, sentiamo. Non ho chiesto scusa perché non c'era nulla di cui scusarsi. Ripeto, se la mia parola ha potuto urtare la sensibilità di qualcuno mi dispiace, però ero in un ambito non ufficiale, non era nemmeno una festa di partito, per cui era la cena del popolo veneto. Nessuna scusa, nessuna ammenda. Nello studio di Focus TG, ospite del direttore Luigi Bacciali, l'assessore regionale leghista Roberto Marcato torna sulle parole pronunciate
scatenate a Montorio Veronese più di una settimana fa, quelle sui rapporti di forza fra alleati, diventate presto un caso. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste, la risposta è col cazzo! L'unica concessione di Marcato, semmai, è sulla forma, non sulla sostanza. Ho usato un termine per cui qualcuno si è sentito irritato, offeso, ho toccato la sua sensibilità. Mi dispiace, ma questo è. Punto. Ad ascoltare Bulldog Marcato, collegato dal Vinitali di Verona, è il coordinatore trevigiano di Fratelli d'Italia Giuseppe Montuori, raggiunto in tempo record dal numero 1 regionale, il senatore Luca De Carlo. Io provo una simpatia notevole per Marcato, perché ogni volta che parla ci fa guadagnare voti. Certi linguaggi facciano parte forse di un passato della Lega, non di quello attuale. Io mi confronto con dirigenti molto seri come Stefani, come Zaia stesso, che non hanno mai utilizzato quel tipo di lessico. Questa polemica è nata perché loro l'hanno innescata, mica per l'ho innescata io, quindi se stiamo parlando di questo è perché loro sono andati sui giornali scandalizzati, anzi sono andati a Roma per dire che doveva intervenire qualcuno per darmi la bacchettata. Io sono abituato ad arrangiarmi per conto mio, non sono mai andato, non ho per fortuna o per sfortuna non ho padrini politici, per cui devo sempre arrangiarmi. Dopodiché ricordo al senatore che io sia un ruolo amministrativo, sono anche fondatore del partito e quindi in Veneto sono uno dei decisori. Noi siamo abituati a ragionare territorialmente. In Veneto decide i veneti, in Friuli decide i friulani, a Roma decide i romani. Il moralizzatore muore moralizzato, è sempre stato così, no? E pensare che poco meno di un'ora prima sulla questione si era pronunciato sempre dal Vinitali lo stesso Zaia, reduce dall'incontro con la Premier Meloni. È un caso che non esiste, quindi la chiuderei qui. Ma per uno Zaia pompiere ci sono almeno due incendiari, da un lato il coordinatore regionale dei Fratelli d'Italia, dall'altro il leghista più votato del Veneto alle regionali, in lizza per la segreteria del partito. Lei che se ne faccia una ragione che non rappresenta tutti i veneti. Guarda, tanto meno lei che è stato nominato. Facciamola difficile. Guarda, io sono stato votato dai veneti, lei è stato nominato, quindi lei li rappresenta ancora meno di me. Guarda che io sono votato dai miei cittadini dal 2009, mentre lei nel suo comune mi pare di no. Quindi non faccia distinguo, che poi dopo il moralismo, come lei insegna, essere moralizzatore finisce col girarsi contro. Quanto a voti dei cittadini, il sottoscritto ne ha sempre presi. Io non ho tolto, sono eletto ai cittadini e non ho tolto. Bravo. Allora ringrazi i cittadini che l'hanno votata, non certo per la sua educazione. Per cui Marcato, di questo se ne ricordi bene, il nostro interesse non è una poltrona in più o una poltrona in meno, perché il timore che ho io è che sia perderne una che mette in difficoltà qualcuno, non tanto per noi che sappiamo che ce le siamo sempre guadagnati sudandocele. Loro che chiedono poltrone, i dà di poltronari a chi è poltrone legale. No, straordinario questo. E sulla vicenda ieri sera nel corso di Ring è intervenuto anche l'europarlamentare del Carroccio da Re. Montuori e De Carlo dicevano, facevano intendere, per fortuna la Lega non è solo Marcato, però è un personaggio importante della Lega ed è in lizza per la segreteria regionale, insomma non è l'ultimo arrivato, quindi che dica queste cose Marcato è la temperatura di qualcosa. Ma questa è la temperatura chiaramente della regione del Veneto, dove all'indomani delle politiche si sono visti subito delle candidature o delle autocandidature dallo stesso De Carlo alla Elena Donalzan e quant'altro che si proponevano come i prossimi, il futuro, il dopo Zaia. Ma credo che il dopo Zaia lo decida Zaia a questo punto, cioè non è che a livello nazionale si vincono le elezioni politiche e all'improvviso i voti a caduta sono anche nelle regioni, lo vediamo nel Friuli Venezia Giulia, sono dati alla mano. Il partito la lista Fedriga e la lista della Lega vanno oltre il 30%, dove Fratelli d'Italia ha una grossa crescita, ma ha una crescita che si attesta attorno al 17, 16, 17, adesso i dati non sono ancora definitivi. Quindi proporsi sì, va bene, perché l'euforia fa questo, però attenzione, poi magari il Marcato è uscito con dei termini che non vanno bene e sicuramente in politica ci bisogna fare un discorso più ragionato. Però la sostanza è questa, non giriamoci attorno, qualcuno si sta proponendo
a torto o a ragione, io dico di no, ma sono di un partito chiaramente come la Lega, che sicuramente la regione del Veneto non la lascerei così. Casomai andiamo a discutere altre regioni dove Fratelli d'Italia è più forte, sicuramente le regioni del centro o del sud, e gliele diamo tutte, anche una in più se serve, ma non no. toccate il Veneto, questo è il concetto? Il Veneto è dei veneti e della Lega. E della Lega, soprattutto della Liga Veneta. Ed ora invece parliamo di Pasqua. Pasquetta la facciamo con Dania Sartorato. Buongiorno Dania, mi scusi se l'abbiamo fatta attendere. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, dunque, insomma, ormai siamo vicini, Pasqua e Pasquetta. Intanto com'è la situazione nei ristoranti, come sono le prenotazioni? Si registra il tutto esaurito nella provincia intera, dalla Colline del Prosecco all'Asolano, al Coneglianese, tutti i piccoli centri storici, dalla grande città insomma, di Treviso, le città murate di Castelfranco, Lopitergino, sono tutti che segnalano diciamo, il tutto esaurito, quindi anche chi qualora non lo fosse tra i nostri intervistati comunque si prevede il raggiungimento del tutto esaurito per il ponte pasquale. Ecco, c'è sempre un po' la questione della carenza di personale, ne avevamo parlato spesso nel corso di queste edizioni. In questo caso com'è invece la situazione? Va meglio oppure si è sempre in cerca di manodopera? Il 70% delle imprese intervistate hanno cercato personale in questo ultimo periodo e sicuramente lo faranno anche nel corso delle prossime settimane, perché questo è il trend, dato che si apre con il ponte pasquale una prima 3 giorni che però poi caratterizzerà tutto il prossimo bimestre. Per cui nell'arco di 2 mesi e mezzo ci saranno le festività pasquali, che sono 3 giorni di seguito di festeggiamenti, diciamo, ma subito dopo ci sarà il 25 aprile che è di martedì e quindi anche lì con il lunedì, una giornata di ferie agganciata, possono essere altri 3 o 4 giorni di ponte, e poi il 1° di maggio, che anche questo è di lunedì, poi il venerdì del 2 giugno, insomma ci sono una dozzina di giorni di festività da qui al prossimo bimestre che possono diventare tranquillamente 15 giorni. Quindi ecco, è una delle stagioni dell'anno in cui c'è maggior richiesta sia di volontà di uscire, di riappropriarsi del proprio spazio e del tempo libero da parte dei clienti, e quindi evidentemente anche per le categorie che noi rappresentiamo, non solo della ristorazione ma anche sicuramente della ristorazione, una richiesta di maggior lavoro, e quindi anche sicuramente di un buon momento per trovare un buon lavoro, ecco, per chi lo stesse cercando, ecco. Insomma, il lavoro ce n'è, diciamo. Lavoro ce n'è, le nostre imprese hanno dovuto, anche per effetto dell'inflazione che c'è stata nell'ultima parte dello scorso anno, aggiustare un pochettino i prezzi, ma si tratta veramente solo di qualche aggiustamento. D'altra parte c'è stata un'inflazione che è andata al 10,5% a novembre, che poi è scesa un pochino a febbraio, all'8,5%, febbraio-marzo, ma che comunque è un'inflazione che non accenna ad abbassare la cresta. Per una serie di effetti, fra cui il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE, che ha rialzato i tassi 7 volte fino ad arrivare al 3,5%, e quindi anche questa è una spinta, diciamo, verso l'alto. Però diciamo che per quanto riguarda i nostri associati abbiamo potuto rilevare sì in maniera diffusa degli aggiustamenti di listino, che però non sono stati particolarmente non sono state delle vere e proprie impennate, proprio degli aggiustamenti legati appunto all'inflazione e all'andamento dei tassi. Ecco, un mercato finanziario diciamo che comunque anche da un punto di vista finanziario le nostre imprese hanno evidenziato, secondo anche il nostro osservatorio trimestrale sui nostri associati, una capacità di rispondere al proprio fabbisogno finanziario. Questo, insieme alla ricerca del personale, sono dei buoni dati positivi che danno dei segnali di auspicio, motivo per cui c'è un clima di aumento generalizzato della fiducia. L'indicatore della fiducia passa da 42 a 47, quindi sono tutti segnali che vanno verso l'aumento, che è un segnale sicuramente distensivo dopo anni
di criticità impegnative sia dal punto di vista del Covid, sia poi con il rincaro, il conflitto, il rincaro delle bollette, adesso il conflitto, eccetera. Però i segnali, gli indicatori, questo va detto, sono tutti nel segno positivo, nel segno della valorizzazione, diciamo, delle tipicità, delle eccellenze non solo enogastronomiche. Abbiamo detto qui un bel periodo che contraddistingue appunto un bimestre che segnerà sicuramente un segno positivo. Le prenotazioni sono in aumento in maniera diffusa, è attesa un maggiore numero di pernottamenti per il 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ecco, questo anche in vista del fatto che insomma, stiamo andando anche verso l'estate, per cui insomma, l'arrivo dei turisti insomma, è importante, è atteso. Sicuramente darà una buona soddisfazione perché grazie all'appeal che la provincia tutta di Treviso si è riuscita a conquistare, ci sarà appunto, già se questi sono i segnali in questo momento, è chiaro che dopo un bimestre, anche questo trimestre in corso, saranno sicuramente caratterizzati da segnali importanti di crescita economica, perché è così, dato che ci saranno appunto questi megaponti, e arriveremo così probabilmente al terzo trimestre, cioè al prossimo estivo, dove poi ci saranno i saldi e quindi anche il tema della moda, calzature eccetera, dovrebbe essere un periodo buono anche per lo shopping e per tutto quello che contraddistingue poi il fashion e la moda italiana, che è uno dei principali attrattori turistici insieme al food dei turisti sia nazionali che esteri. Ecco, lei diceva, insomma, Pasqua e Pasquetta un tutto esaurito nei ristoranti, e per quanto riguarda gli albergatori? Ci sono buoni segnali anche dalle agenzie viaggio, perché c'è diciamo un ritorno importante anche dalla prenotazione attraverso l'agenzia viaggi che appunto noi rappresentiamo e i tour operator, che hanno evidenziato un maggior numero di prenotazioni che transitano attraverso questi canali, a differenza che in passato, perché garantiscono affidabilità e anche una tutela in caso di difficoltà, che ci si trovi appunto in un paese straniero, che ci si trovi in Italia, ma diciamo in una zona che non si conosce. Quindi sono tornati un po' in auge questi, diciamo, hanno ripreso, recuperato bene dopo il tonfo del periodo del Covid, le agenzie e i tour operator, con prenotazioni che per le ragioni che abbiamo detto prima sì, garantiscono tutela, ma i ponti saranno sicuramente dei momenti di prenotazioni brevi, si prevedono prenotazioni in linea di massima di 3 notti. Questo tipo di prenotazione breve ha segnato un aumento del quasi 5% in più, quindi c'è una tendenza a prenotare appunto vacanze brevi per il periodo a cui andiamo incontro, proprio per la caratterizzazione di questa frammentazione di festività nell'arco dei prossimi 2 mesi e mezzo, e poi invece arriveremo così al trimestre successivo, che è proprio quello dell'estate, in cui si chiudono poi l'anno scolastico eccetera, e quindi lì invece sarà probabilmente un riaffermarsi della vacanza anche di una settimana o 10 giorni, o come diciamo è un po' stato negli ultimi anni, anche per effetto proprio delle vacanze estive che sono caratterizzate da una maggiore disponibilità di notti da pernottare. Anche per quanto riguarda i turisti stranieri? Sì, anche su questo saremo più precisi. Ci sono turisti stranieri che stanno ritornando bene anche dall'Austria e dalla Germania, attratti fortemente nella nostra provincia per l'attrattore importante delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, quindi c'è una maggiore attenzione al nostro territorio per l'importanza di avere un aeroporto, che è l'aeroporto Canova, che è stato appunto implementato anche con nuove destinazioni e tratte che attirano i nostri turisti i turisti nel nostro territorio, e che viaggiano sia qui per poter poi soggiornare in prossimità di Venezia, dove si può spendere 1 o 2 giorni, sia anche per visitare poi tutte le nostre diciamo attrazioni turistiche anche del territorio, i centri storici, l'abbiamo detto, e le città murate, non solo
Treviso capoluogo, ma anche insomma Castelfranco Veneto, appunto il Derzo, il centro storico stesso di Vittorio Veneto, il Coneglianese, l'Asolano, la MAB del Montegrappa, sono tutte delle realtà che stanno avendo una forte diciamo respiro, cassa di risonanza ai nostri turisti che cercano, sia italiani che stranieri, sempre di più l'esperienza local, dove mangiano del cibo buono, delle eccellenze territoriali, dove possono fare uno shopping di nicchia anche, ma non necessariamente, ma che sia però qualcosa di tipico che possono portare a casa da qui e non da altrove. Questo diventa sempre più difficile in realtà, perché si possono fare dei viaggi molto impegnativi e prendere l'aereo e andare a Seul, faccio per dire che sono 14 ore di volo, e rischiare di non trovare niente di tipico da portare a casa. Questo per fortuna nel nostro territorio non accade, perché abbiamo una serie di tipicità non soltanto legate alla moda, ma anche diciamo, alle nostre abitudini, ecco, anche lo stesso spritz, il momento da condividere insieme, è una realtà, quella dell'aperitivo, che è tutta italiana e che nella nostra provincia è estremamente sviluppata, con una serie di offerte che legano poi tutti questi prodotti finger food, che si assaggiano dei prodotti cicchetti local. E sempre di più la bottiglia di prosecco, piuttosto che la fogasta. Abbiamo avuto la settimana scorsa il gruppo panificatori nostro qui in Confcommercio dentro in città, nella loggia di 300, che hanno fatto questo simpatico concorso per rilanciare la fogassa veneta, che anche questa è una delle nostre, diciamo, tradizioni, e sono tutte cose che valorizzano proprio le eccellenze del territorio, il food locale, le nostre buone e sane abitudini di convivialità all'aperto, gustando i nostri aperitivi, le nostre specialità, in un contesto in cui si può fare dello shopping in locali tipici, che rappresentano poi anche una offerta che si contraddistingue dai grandi brand e dai grandi marchi, che va bene che ci siano nella città di Treviso come altrove, che però stanno bene insieme anche con prodotti proprio di carattere più locale, che quindi appunto contraddistinguono questa tendenza di esigenza del consumatore di trovare sempre di più un'esperienza e un prodotto da local da portare a casa, sia anche solo un ricordo, il consumo di un'abitudine come quella appunto di bere un aperitivo insieme, che è molto, molto tipica, un fenomeno del tutto italiano e locale, ecco, ma anche proprio un souvenir del posto. Grazie davvero, grazie Dania. Sappiamo che lei oggi è impegnata, la ringraziamo davvero per aver accettato l'invito. Grazie a voi, buone festività pasquali e arrivederci a presto. Saluti a tutti. Grazie anche a lei, grazie. Noi invece continuiamo con la cronaca da Cartigliano, perché ieri c'è stato un incendio in una palazzina in via Aldo Moro, 15 le persone intossicate portate al pronto soccorso. Per noi sul posto la nostra Sharon Di Carlo e Andrea Benetti. Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Qui a Cartigliano ieri è stata sfiorata la tragedia. Era mezzogiorno quando un appartamento di questa palazzina al secondo piano ha preso fuoco, un cortocircuito, fiamme che hanno provocato un fumo molto denso, intossicate 15 persone, tra cui 2 carabinieri. E noi siamo qui col sindaco di Cartigliano, Germano Rachella. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Ieri è stata sfiorata una tragedia. Sì, ieri abbiamo preso molta paura per una tragedia sfiorata, perché se succedeva di notte quello che è successo ieri prima di mezzogiorno, oggi ci trovavamo a commentarla una tragedia. Un cortocircuito alla televisione probabilmente di questo appartamento. Sì, così dai referti dei vigili del fuoco sembra che appunto sia partito tutto da un cortocircuito della televisione. Sono state portate in pronto soccorso 15 persone, tantissime. 13 cittadini più 2 carabinieri, e ne approfitto per ringraziare le forze dell'ordine, gli operatori sanitari, i vigili del fuoco per il lavoro che hanno fatto, un lavoro impeccabile, e grazie a loro oggi ci troviamo a commentare non una tragedia, ma un brutto fatto successo qui a Cartigliano. Prima i residenti ci raccontavano di tante urla.
Sì, me l'hanno riferito anche a me, che c'erano tantissime urla e grazie anche alla prontezza di certi cittadini che sono intervenuti subito sono riusciti a contenere L'incendio. Ma invece gli inquilini dell'appartamento del secondo piano non sono rientrati questa notte a casa, dove sono adesso? Grazie a buon cuore di Ivana Cappeller, che è una vicina, che gli ha messo a disposizione un appartamento. Dunque per un po' di giorni, finché non trovano un'altra sistemazione, hanno un tetto su cui vivere. E ieri la comunità ha aiutato, a mezzogiorno erano tutti qui che si mangiava insieme durante questo attimo di panico. Sì, i cittadini di Cartigliano si sono dimostrati di un gran cuore. Oltre ai titolari del Parco Zoo Cappeller, che hanno messo a disposizione a mezzogiorno da mangiare per tutti, ieri sera alla Proloco di Cartigliano, assieme a quelli del calcio, hanno preparato una cena appunto per chi era fuori casa. Grazie al sindaco Germano Rachella e io vi restituisco la linea. Grazie davvero a Sharon. Noi andiamo avanti, ci spostiamo a Padova sempre per un incendio e a Gazzo gli abitanti di un palazzo sono fuggiti spaventati ieri mattina per l'incendio della canna fumario e non solo. Sentiamo il servizio. Momenti di grande apprensione in via Cereson a Gazzo. Si è incendiata la canna fumaria di un palazzo e i gas incombusti sono penetrati all'interno attraverso i muri. I residenti hanno rapidamente spalancato gli infissi favorendo il ricambio d'aria, mettendosi poi in salvo. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. I pompieri, accorsi da Cittadella e da Padova anche con l'autoscala, hanno spento l'incendio della canna fumaria, evitando danni maggiori, e ne hanno inibito l'uso fino all'intervento di un tecnico qualificato. Ed ora andiamo nel Vicentino, parliamo invece di sicurezza. Il sindaco di Vicenza ha voluto introdurre i pattugliamenti notturni, ma gli agenti della polizia locale sostengono che non ci siano le condizioni ed hanno dichiarato lo stato di agitazione. Oggi incontro decisivo, vediamo com'è andata. Sicurezza by night. Pattugliamenti nelle ore di buio come chiesto dai cittadini. Oggi gli agenti sono stati chiamati a dire sì o no alla richiesta del sindaco di Vicenza di accendere i lampeggianti della polizia locale nei parchi, nei quartieri, sulle strade, nelle piazze, ogni venerdì e sabato fino alle 2 di notte. Oggi era una giornata decisiva perché portavamo ai 114 agenti di polizia locale la proposta fatta dall'amministrazione per andare a superare le problematiche del turno notturno fino alle 3 di mattina. I vigili hanno annunciato lo stato di agitazione quando 5 mesi fa la giunta di centrodestra ha chiesto agli agenti di fare 2 ore in più per 2 giorni a settimana. Il comune allora ha fatto una controproposta, coinvolgere solo gli agenti under 60, a cui non sarebbero più state chieste 2 ore in più, ma una sola, il venerdì e il sabato, e soltanto da maggio a ottobre, quando le giornate sono più lunghe e la movida è più vivace. Questa via di mezzo non è stata accettata da 67 lavoratori su 81 presenti in assemblea oggi. Questa scelta però fa sì che il tavolo salti e turni ridotti e agevolazioni ipotizzate non vengano più applicate. Rimane lo stato di agitazione. La proposta di riduzione oraria proposta dal Comune non andrà in porto e resterà il turno fino alle 3 di mattina. E inoltre anche tutte quelle agevolazioni economiche discusse verranno bloccate. Secondo la CISL e altri sindacati, però, la proposta del Comune non sarebbe stata da scartare. Secondo la CISL questa era una buona base di accordo per portare a casa una contrattazione con questa amministrazione sulla polizia locale, e non era solo il pensiero della CISL ma anche di altre organizzazioni sindacali presenti oggi in assemblea. E allora, se una parte dei sindacati era favorevole, perché la proposta dei turni notturni ridotti è saltata? È emersa dagli interventi di alcuni agenti di polizia e alcuni interventi sindacali la speranza che con l'elezione di una nuova amministrazione possa esserci un cambio di marcia sul terzo turno prolungato notturno. Ed ora invece andiamo a Venezia per parlare del Bosco dello Sport. Il primo cittadino, il sindaco Brugnaro, è andato a Roma per cercare di salvarlo. Ma sentiamo perché dalla nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno.
Sì, buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme al vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello per parlare ancora del Bosco dello Sport, perché oggi il sindaco Brugnaro si è recato a Roma dal ministro per gli affari europei Fitto per discutere di che cosa, vice sindaco? Sì, oggi il sindaco aveva questo incontro con il ministro Fitto, a cui partecipava anche il presidente dell'ANCI De Caro, che è sindaco di Bari, e anche il sindaco di Firenze Nardella, per insomma, parlare, discutere e capire come insomma, affrontare al meglio queste ulteriori verifiche che ha chiesto la Commissione europea sui progetti del PNR. Devo dire che insomma, è un incontro sarà sicuramente tranquillo e collaborativo tra tutti gli attori in campo, anche perché politicamente, voglio dire, Firenze è sindaco di centrosinistra, De Caro è legato anche lui al centrosinistra, Brugnaro di centrodestra, il governo di centrodestra, quindi voglio dire c'è una trasversalità a livello politico che è unica, ecco. Quindi penso che l'obiettivo comune sia quello di confermare questi fondi e di continuare ad andare avanti con i progetti il prima possibile. Ecco, perché attualmente sarebbero stati bloccati. No, non è che siano stati bloccati in verità. La Commissione europea ha chiesto delle ulteriori verifiche, degli ulteriori documenti al governo italiano che il governo italiano sta cercando di predisporre. Li ha chiesti direttamente al governo, non al comune, perché ricordo che i progetti che sono stati presentati sia da Venezia sia da Firenze, e in entrambi i casi riguardiamo interventi legati allo sport. Firenze si tratta della ristrutturazione dello Stadio Franchi, mentre Venezia si tratta del progetto più complessivo del Bosco dello Sport, oltre naturalmente ad altri progetti, perché questi sono i due progetti principali, ma la Commissione europea ha chiesto anche ulteriori verifiche su altri progetti più generali come le concessioni portuali e i progetti di teleriscaldamento. Però sono stati chiesti documenti ulteriori al governo perché il governo aveva dato l'ok in accordo con la Commissione europea ai progetti ancora un anno fa, quindi insomma pare molto strana anche questa cosa, no? In cui il governo dà l'ok insieme alla Commissione europea ai comuni per i progetti, e adesso invece ha chiesto ulteriori modifiche, quindi auspichiamo che tutto si risolva per il meglio e che si proceda quanto prima per utilizzare questi fondi. Ecco, anche perché insomma tra polemiche, tra approvazione del progetto e quant'altro ci si aspetta, comunque la cittadinanza si aspetta che venga realizzato questo progetto che riguarda il Bosco dello Sport e quindi anche il nuovo stadio. Ma assolutamente sì, è una cosa che è attesa da quasi 50 anni, quindi è uno dei progetti cardine di questa amministrazione, ma anche della città, perché insomma di promesse negli anni ne abbiamo sentite troppe. Questa volta c'è l'occasione, confermata, ripeto, ormai un anno fa dal governo, che confermava la bontà del progetto, e quindi insomma non stiamo parlando di idee ma di progetti concreti approvati dal governo precedente, dal governo Draghi, quindi insomma anche un Presidente del Consiglio all'epoca molto europeista, diciamo, che approvò questi progetti, e quindi cioè, l'auspicio di tutti, di tutte le società sportive, di tutti i cittadini, è che si possa risolvere, chiarire questa situazione e iniziare quanto prima per i lavori. Noi stiamo proseguendo, stiamo continuando a lavorare, e quindi insomma speriamo che quanto prima, io penso entro fine mese, il mese di aprile, anche la Commissione europea darà il via e l'ok per continuare il procedimento, tutto il progetto. Allora, in attesa di conoscere anche l'esito dell'incontro romano con il sindaco Brugnaro e il ministro e gli altri, io ringrazio il vice sindaco Tomaello e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori. Noi ci spostiamo ora a Vicenza per parlare degli alpini e della Dunata 2024. Si sono riuniti gli Stati Generali per l'organizzazione, ce ne parla proprio la nostra Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia dell'assessore comunale Marco Zocca perché c'è stata una riunione, gli Stati Generali per la Dunata degli Alpini, che si svolgerà qui a Vicenza nel 2024, insomma un traguardo che è sempre più vicino e la macchina organizzativa si è già messa in moto.
Sì, è un traguardo che si avvicina, è vero che manca un anno, ma un anno passa in 448 e oggi abbiamo fatto uno stato generale, nel senso che c'era presente tutta l'ANA provinciale, era presente il comune con i propri amministratori ed era presente anche il presidente della provincia. Accanto a questo poi c'era anche l'USL e le società interessate direttamente come SVT per il trasporto e l'igiene ambientale per quanto riguarda IMGSM. Ecco, che cosa è emerso, quale sarà il percorso, come sarà gestita appunto questa macchina che convoglierà qui a Vicenza migliaia e migliaia di alpini? Sì, è una macchina importante perché nel weekend sicuramente si valuta tra i 300.000 e i 400.000 persone presenti in città. Innanzitutto abbiamo presentato quello che è stato il programma presentato giù a Milano, col quale abbiamo vinto la Dunata. Abbiamo diviso per settori e quindi abbiamo presentato tutte quelle che sono le programmazioni dal punto di vista viabilistico, programmazione dal punto di vista trasportistico, programmazione dal punto di vista di alloggio, almeno per una parte di quelli che saranno poi gli alpini che verranno a stazionare a Vicenza per più di qualche giorno. Ecco, gli alloggi come saranno gestiti? Ci saranno delle aree apposta? Sì, gli alloggi verranno gestiti all'interno di alcune aree, quindi c'è Parco della Pace che farà la grande parte del Leone, poi c'è la zona della fiera e poi c'è la disponibilità delle scuole sia quelle comunali che provinciali all'interno delle palestre, le quali potranno essere messe giù delle brande. A oggi più o meno valutiamo più o meno 21.000 posti a disposizione. E poi c'è il nodo viabilità con la richiesta anche di aumentare i treni. Sì, c'è il nodo viabilità, oggi abbiamo un programma di rafforzamento naturalmente delle corriere, faremo delle bus navetta collegate con Vicenza Est e Vicenza Ovest dove faremo arrivare i pullman e da lì poi si sposteranno per arrivare in centro città. Sulla zona fiera faremo una domanda ad FS per ripristinare una navetta su rotaia che permetta quindi dalla zona fiera arrivare in stazione Roma e quindi arrivare in centro città direttamente. E poi parlando del percorso che si snoderà all'interno della città? Sì, il percorso della Dunata ricalca quello di 33 anni fa, quindi sarà un percorso che parte sostanzialmente da Viale Verona, quindi farà corso San Felice, Viale Milano e per arrivare davanti alla stazione dove oggi c'è il monumento agli alpini girerà su Viale Roma e arriverà alla fine su Piazza Alcide dei Gasperi dove sarà lo scioglimento e poi verranno indirizzati su Viale Mazzini dove lì verremo di far stazionare i pullman dove a uno quindi potranno salire sui pullman e da lì velocemente quindi approdano verso l'autostrada e quindi usciranno dalla città con un deflusso regolare, ritengo dando meno problemi a tutta la città stessa. Ecco, io ringrazio l'assessore Marco Zocca e restituisco a voi linea allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini. Noi andiamo avanti e parliamo di uno degli argomenti che sta facendo, non solo discute ma preoccupa tutti i cittadini, che è il caro rette nelle case di riposo. Scatta la mobilitazione dei familiari degli ospiti che si rivolgono principalmente a Regione e Governo. Dicono, in difficoltà. Il problema dei costi dei nostri anziani è un problema grosso, un problema che non riesce a trovare una soluzione. Le famiglie non sono in grado di sostenere più di tanto questi costi, quindi chiediamo alla Regione e allo Stato un intervento a sostegno di queste situazioni. L'appello è diretto, forte di oltre 600 firme raccolte tra i familiari degli ospiti di Isra e dell'Anni d'Argento di Silea, ma il problema del caro rette è comune a buona parte delle RSA della Marca, dove non mancano situazioni al limite. 12 euro aumenti fatti in case di ricovero qui della Pedemontana, addirittura aumenti di 6 euro effettuati ancora nel luglio dello scorso anno, salvo poi sostenere nell'immediato periodo che aumenti non c'erano stati. Si vota la massima trasparenza. Il direttore di Isra, Giorgio Pavan, qui l'aumento è stato di 3 euro al giorno, che moltiplicato per tutti gli ospiti fa 700.000 euro in un anno. Noi entro il 28 di febbraio di ogni anno abbiamo l'obbligo formale di approvare un bilancio che deve essere in pareggio, quindi questi 3 euro ci sono serviti per fare pareggio di bilancio, non c'è alternativa.
Di fronte a questo quadro lo stesso Pavan appoggia di fatto la mobilitazione dei familiari. Io dico che bisogna fare fronte comune, politica compresa, cioè non c'è nessuno contro nessuno, insomma qui si tratta di un fenomeno che è quello dell'invecchiamento e non autosufficienza, che è un fenomeno enorme, devastante, e la politica, i servizi, i cittadini devono mettersi tutti dalla stessa parte per cercare nuove soluzioni assieme. La petizione sarà consegnata a mano sia al sindaco di Treviso Mario Conte sia all'assessore regionale Manuela Lanzarina. Chiediamo un intervento della regione e del governo che si curi di questi nostri cari anziani, perché da un po' di anni a questa parte non se ne cura più nessuno. Prima abbiamo parlato di Pasqua, di Pasquetta, di com'era la situazione nel Trevigiano, ma adesso parliamo però di ristoratori, ma anche di baristi, con due problematiche che sono diverse. Lo facciamo con Alessia Brescia, presidente dell'Associazione Ristoratori Veneto. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. E con Filippo Segato, segretario APPE. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Partiamo con Alessia Brescia che ci diceva siamo tornati a Roma per far sentire la nostra voce. Perché? Allora, intanto vi ringrazio per la disponibilità per darci sempre voce. Ecco, noi abbiamo bisogno di parlare delle problematiche del comparto. Sì, allora noi siamo andati a Roma a riproporre delle richieste pregresse al governo e racchiuse in 11 punti esattamente, con anche delle cose di facile applicazione nuove, tra le quali una lotta che stiamo facendo da tanto tempo e l'abolizione del canone e soprattutto delle commissioni del POS, che è una spada di Damocle, l'ennesima spada di Damocle sul comparto. Ecco, da Roma quali risposte avete avuto? Allora, il Presidente è stato molto gentile con noi, soprattutto nell'averci concesso un'ora di colloquio, cosa a noi ovviamente è gradita. Avevamo esposto le problematiche già prima delle elezioni, delle politiche, e sono sempre state accettate molto volentieri. Bisogna poi vedere se queste richieste verranno mai applicate, perché noi ci ricordiamo bene le promesse del governo, ovviamente prima delle elezioni, però purtroppo poi non sono state adempiute. Invece noi ci auguriamo che vengano presi dei provvedimenti, perché bene o male a pagare siamo sempre e solo noi. Io capisco anche l'entusiasmo dell'Unione dei consumatori quando ci hanno praticamente con la legge di bilancio del 2018 dato sanzioni dei 30 euro in su se eventualmente non accettiamo i pagamenti con il POS. Il problema è che o si divide questo onere o addirittura vorrei vedere la diminuzione esponenziale delle transazioni se fossero a carico del consumatore. Ecco, quindi noi chiediamo l'abolizione assoluta delle commissioni o quantomeno di equipararci all'Unione Europea. Vedi la Francia, vedi la Germania che hanno lo 0,2%, noi invece siamo dall'1 al 4% di commissioni bancarie, contando il fatto che solo nel 2022, solo esclusivamente di commissioni, le banche hanno fatto un utile di 5 miliardi. Ecco, infatti voi avete detto siamo stanchi di lavorare per alimentare le banche. Sì, noi siamo usciti con una campagna di sensibilizzazione, perché i nostri clienti ovviamente sono fondamentali per le nostre attività, e abbiamo esposto questo cartello: non aiutare le banche, paga in contanti. Perché? Perché spesso e volentieri le persone sono disinformate. Quando nel luglio 2022 sono usciti vari articoli di giornali che praticamente invitavano i clienti a pagare praticamente solo esclusivamente con le carte di credito, noi ci siamo trovati in difficoltà e addirittura abbiamo dovuto spiegare al cliente, che era impacciato, che potevano tranquillamente pagare anche in contanti. Ecco, quindi noi stiamo cercando da mesi e mesi di fare informazione. Ovviamente ovviamente il POS e tutti i pagamenti elettronici sono privati, di conseguenza si pagano, e quindi noi siamo dalla parte di aiutare più che altro le micro e piccole imprese ad andare avanti,
e non far guadagnare le banche. Questa è la nostra linea. Ecco, una problematica che incide però in minora parte per quanto riguarda i baristi, ci spiegava Filippo Segato, giusto? Ma diciamo che per quanto riguarda il settore dei bar sicuramente è ancora maggiormente diffuso il pagamento delle micro consumazioni, importi da 3, 4, 5, 10 euro, è ancora diffuso, dicevo, il pagamento in contanti, però è innegabile che anche in questo settore, soprattutto da parte dei clienti più giovani e giovanissimi, si comincia a pagare col cellulare, con la carta di credito, con l'orologio, addirittura con tutte queste nuove tecnologie. Mi permetto di aggiungere che oltre alla problematica che segnalava adesso la ristoratrice, c'è anche, e quindi la problematica di stampo economico, c'è anche, e questo invece riguarda soprattutto i bar, la problematica della perdita di tempo, perché accettare il pagamento di una colazione, di un caffè in contanti implica il fatto di ricevere la moneta per il pagamento e erogare il resto, quindi una cosa che si risolve in 10, 15, 20 secondi al massimo. Accettare il medesimo pagamento con la carta di credito, col bancomat, col telefonino richiede dai 30 ai 40 secondi e moltiplichiamo questo per l'elevato numero di transazioni che si hanno ad esempio al bar al momento delle colazioni al mattino, quindi nella fascia compresa tra le 7:30 e 8 fino alle 9 del mattino e ancora peggio nell'orario di pausa pranzo, quindi da mezzogiorno e mezzo fino alle 2. Questo comporta poi alla lunga dei disservizi nei confronti della clientela. Lo vediamo quando andiamo ad esempio in pausa pranzo al bar a pagare le consumazioni, c'è chi paga col buono pasto cartaceo, chi col buono pasto elettronico, chi in contanti, chi col telefonino eccetera. Il risultato è la coda alla cassa e quindi il cliente che ci mette magari 30 minuti per mangiare, poi 10 minuti o 15 minuti per pagare la consumazione. Effettivamente ecco, bisognerebbe trovare delle modalità più smart per sicuramente il tema del pagamento elettronico purtroppo o per fortuna, insomma dipende dai punti di vista, non si può arrestare, bisogna lavorare sulla semplificazione, quindi agevolare i pagamenti ad esempio tramite le app e soprattutto, come sottolineava appunto la ristoratrice, cercare di andare incontro ai costi che sono collegati, che però ripeto non sono solo i costi della commissione ma anche proprio i costi in termini di tempo che si dedica appunto ad accettare i pagamenti. Ecco, fra l'altro lei ci diceva che la problematica invece a livello economico più importante per voi sono le commissioni che sono davvero insostenibili per quanto riguarda i buoni pasto. Beh sì, ad esempio se noi guardiamo a una commissione che adesso appunto veniva ricordata che è tra l'1 e il 4%, ma ci sono anche ad esempio per gli incassi col bancomat anche delle convenzioni che prevedono anche commissioni più basse, fa un po' pensare il fatto che ci sono oggi baristi che lavorano con i buoni pasto che vengono dati in pagamento da dipendenti della pubblica amministrazione, quindi qua sì stiamo in un certo senso finanziando Roma, quindi lo Stato, dove la commissione è del 15% e oltre, quindi c'è lo Stato che ogni anno risparmia una cifra dai 200 ai 250 milioni di euro perché si fa fare lo sconto dalle ditte emettitrici dalle quali acquista i buoni pasto, solo che questo sconto poi viene riversato naturalmente sulle spalle degli esercenti, baristi, ristoratori, pizzaioli e tutte le imprese dove poi quel dipendente pubblico va a consumare pagando con quel buono pasto, dove l'esercente sul buono pasto c'è scritto 10 euro, dove l'esercente dopo 60 giorni incasserà 10 euro meno il 10% di IVA meno il 15% di commissione, quindi netti gli resteranno se va bene 7,50 euro. Ecco Alessia, voi come associazione avete redatto un documento, se non sbaglio, con 11 proposte a tutela degli imprenditori. Sì, esatto, sono appunto delle proposte ormai che facciamo vedere da 3 anni, non sappiamo più a chi farle vedere praticamente, e poi ci sono appunto quelle un pochino più nuove, anche delle idee di facile applicazione, ma volevo dare ragionissimo al collega perché sulla questione tempo noi ci siamo messi a ridere piuttosto che piangere, perché tante volte, soprattutto le pizzerie, facciamo caso, un tavolo da 10 hanno l'esigenza di chiedere 10 conti separati, quindi un sabato sera, un venerdì sera, una domenica a pranzo, insomma i giorni clou, rimane veramente complicato fare questo senza però nulla togliere a questi.
Questi qua noi li paghiamo. Quindi un tavolo da 10 sono scontrino fiscale più doppia copia, quindi sono 30 scontrini, 20 minuti, mezz'ora alla cassa forse, ecco. E quindi questo sì è fondamentale, anche noi abbiamo questa problematica del tempo, ma soprattutto sono sempre per sensibilizzare l'opinione pubblica, visto che il nostro comparto è stato massacrato in questi 3 anni. Noi perché stiamo facendo questa propaganda pro microimprese? Per far capire alle persone che non bisogna sempre alimentare, perdonatemi l'espressione, la guerra dei poveri, bisogna venirsi incontro. Noi andiamo molto volentieri incontro al cliente, però abbiamo visto, soprattutto da luglio 2022, da quando appunto uscivano tutti gli articoli di giornale, bisogna pagare col banco, ma solo col banco, ma se no sanzioni, eccetera, eccetera. Ecco, no, cioè veniamoci incontro, cerchiamo di capire che non dobbiamo essere sempre solo, che siamo tutti collegati, che non dobbiamo sempre essere solo noi a pagarne le conseguenze. Ecco, io tendo sempre più a essere vicino alle persone, no? Piuttosto che parlare di dati, di queste che tanto sono cose che si leggono tutti i giorni sui giornali. E quindi questo è quello che noi stiamo facendo. Abbiamo fatto oltretutto da 2 giorni, abbiamo raccolto oltre 1500 mail, un sondaggio proprio per vedere le persone se sono pro pagamenti elettronici o contro. 99 periodico, noi riceviamo le risposte in linea con quello che abbiamo sempre detto. Quindi questa è una cosa positiva per noi, però il governo dovrebbe prendere dei seri provvedimenti, almeno adeguarci all'Europa, 0,2%. Poi c'è ovviamente anche il noleggio del POS, c'è la manutenzione, ci sono le tasse, c'è tutta una serie di cose. Ecco, lei diceva, abbiamo fatto anche alcune proposte proprio di recenti, quali ad esempio? Allora, noi abbiamo fatto tantissime proposte che sono racchiuse qua. Noi a Fontana abbiamo raccontato chi siamo e abbiamo consegnato 11 richieste che da elencare sono veramente lunghe. Sono contenta di averlo consegnato a lui e ci ha promesso che darà le nostre copie all'inizio di competenza e vedremo che cosa capiterà. Ecco, ma fra le proposte quale? Quelle più recenti, quelle che ritenete più importanti? Questa del post, assolutamente ci siamo concentrati su questa, per ora su questa, anche per l'abolizione della lotteria degli scontrini, insomma, però soprattutto su questa, non le voglio dire tutte, Qualora invece non riceveste risposte da Roma? Beh, siamo abituati a questo. A questo siamo abituati, a ricevere promesse e non fatti. Invece noi auspichiamo ai fatti e non alle promesse. Ecco, Segato, voi come associazione vi state muovendo in qualche maniera? Ma allora noi abbiamo la nostra federazione nazionale che naturalmente facciamo parte del mondo Confcommercio che intrattiene in maniera direi sistematica i rapporti con le direzioni dei ministeri, con i ministeri stessi. La stessa ministra del turismo è stata ospite dell'ultima assemblea FIPE, per cui insomma i rapporti ci sono. Poi è chiaro che a livello nazionale ci sono delle scelte di stampo politico, quindi ci sono i nostri rappresentanti che vengono eletti con delle linee appunto politiche. Per quanto riguarda le proposte, secondo noi una delle cose fondamentali da fare è quella di andare a incidere sul costo del lavoro, in maniera da rendere più attrattivo diciamo come posto di lavoro, lavorare nei ristoranti, nei bar, nei locali, dove è un lavoro sicuramente duro perché si lavora di sera, nei festivi, di sabato sera, il giorno di Pasqua, di Capodanno, di Natale, e deve essere un lavoro dove anche economicamente deve essere riconosciuta la specificità di questo lavoro, anche per renderlo maggiormente attrattivo. Oggi le imprese si stanno scontrando con grossissime difficoltà a trovare personale, sostengono delle spese molto alte. Un dipendente che
che percepisce una retribuzione netta di 1.500 euro al datore di lavoro costa circa il doppio, circa 3.000 euro. Noi abbiamo necessità di andare a incidere su questo cuneo fiscale in maniera che a parità di costo dell'azienda arrivino più soldi netti in busta paga al lavoratore, in maniera che venga incentivato il fatto di andare a lavorare nei pubblici esercizi, ma questo non perché la categoria dei pubblici esercizi sia una categoria diversa dalle altre, ma perché facendo lavorare il settore della ristorazione, dei pubblici esercizi in genere, ne beneficiano tutte le altre attività collegate, perché il settore turistico è uno dei settori trainanti per tutta la nostra economia nazionale. Sappiamo benissimo che la ristorazione è uno dei motivi principali di spostamento dagli altri paesi europei e anche dal resto del mondo per venire in Italia come turisti, e quindi è fondamentale sostenere questo settore per dar poi linfa e ossigeno anche a tutti gli altri settori collegati, dall'agricoltura appunto al commercio e a tutti gli altri settori che beneficiano appunto del rilancio e dello sviluppo del settore della ristorazione. Ecco, fra l'altro questo è un periodo importante per voi, insomma siamo in prossimità della Pasqua, della Pasquetta, poi insomma stiamo arrivando anche verso l'estate. Ne avevamo parlato anche con la Dania Sartorate della FIPE Confcommercio. A livello di manodopera, com'è la situazione? Perché anche qua c'è un po' una problematica. Molti cercano, però il lavoro c'è, ma come mai allora non si incontra la domanda con la richiesta? Se ci fosse una risposta sola avremmo trovato già la soluzione al problema. Purtroppo si tratta di una sommatoria di fattori, un po' dal fatto, io sinceramente almeno qua per il nord-est non credo che il reddito di cittadinanza sia il fattore principale, perché sinceramente sicuramente può essere qualche persona attratta a rimanere seduta sul divano, fare qualche lavoretto in nero e percepire il reddito di cittadinanza, ma non credo che sia questo il fattore principale. Sicuramente c'è da un lato l'aumento del benessere generale che porta le persone a dire non mi sacrifico, non vado a lavorare la sera nei fine settimana perché non ho bisogno, perché magari i genitori, se sono un ragazzo, già mi danno la mancetta, mi pagano le vacanze, mi comprano il telefonino eccetera. Magari qualche anno fa queste disponibilità economiche da parte delle famiglie non c'erano e quindi era necessario per il giovane, per lo studente andare a lavorare per magari avere qualche soldino messo da parte. Altra cosa è sicuramente il fatto che con l'economia che si è ripresa e comunque i giovani che sono sempre meno, perché la denatalità purtroppo c'è, è un fenomeno che esiste, è reale, oggi lo stiamo toccando con mano, con l'economia che si sta riprendendo e il lavoratore che deve scegliere se andare a lavorare in fabbrica o andare a lavorare per i centri di distribuzione o andare a lavorare al supermercato o andare a lavorare nel pubblico esercizio, ecco magari il lavoro al bar o al ristorante proprio per i fattori che dicevo prima, il lavorare nei fine settimana quando gli altri fanno festa e invece io magari devo essere al loro servizio, ecco il settore dei pubblici esercizi magari è diventato forse quello meno attrattivo oggi. Per questo dicevo è importante riuscire ad andare a incidere sul fattore economico e anche far percepire comunque ai lavoratori che lavorare in un bar, in un ristorante non deve essere intesa come una scelta di ripiego, ma anzi una scelta diciamo di investire anche sul proprio futuro, perché comunque ricordo sempre che il fatto di andare a lavorare come cameriere, come barista, come cuoco, aiuto cuoco o pizzaiolo è propedeutico poi per molti all'apertura dell'attività in proprio. Ecco Alessia, lo sentite anche voi questa problematica? Noi questo contraccolpo lo abbiamo subito purtroppo a causa di questi anni di pandemia, perché tantissimi nostri dipendenti si sono reinventati. Loro hanno potuto, quindi hanno cercato altri lavori, si sono licenziati addirittura da pizzaiolo piuttosto che cameriere per fare appunto altre professioni, quindi di conseguenza, perché siamo diventati precari. Cioè noi in questi anni qui siamo diventati precari sia come lavorativamente parlando, con le banche, con tutto. E quindi hanno scelto altre mansioni. È per questo che noi anche non troviamo personale. Come giustamente diceva il mio collega, chiamo collega comunque, è verissimo che le famiglie sono dietro ai ragazzi. I ragazzi purtroppo, non tutti, premetto non tutti, non vogliono più fare sacrifici, insomma. Qui anche si lo lavora spirito di sacrificio.
Sì, purtroppo sì, e questo è un dato di fatto, non è un'accusa, ma è un dato di fatto. Tante volte vengono a fare i colloqui da noi dicendo che però il venerdì sera o il sabato sera capite che per noi è fondamentale il venerdì sera e il sabato sera. Quindi ci vorrebbe un pochino più di spirito di sacrificio e far amare questo, ritornare a far amare questo lavoro. Parlando di una cosa invece positiva, come avevamo già parlato, insomma già accennato all'inizio di questa edizione, Pasquetta ormai è prossima, insomma prenotazioni che sono buone un po' dappertutto, Alessia, anche da voi? Sì, noi siamo full, per fortuna sì, ma la gente ha voglia di uscire, ha voglia di girare, poi qua ci sono sempre, parlo di Valeggio, delle ottime, splendide iniziative. Abbiamo il Parco Sigurtà che è di richiamo, abbiamo Borghetto, c'è Verona che è strapiena e quindi noi siamo positivi, dobbiamo per forza avere una vena di positività per la stagione in arrivo. Ecco, cosa vi aspettate da questa stagione ormai vicinissima? Noi ci aspettiamo di lavorare tanto perché abbiamo tante cose da recuperare, purtroppo, che tanto non si recupereranno più, e cerchiamo di continuare ad andare avanti facendo il nostro lavoro con amore, passione e coscienza. Questo ci auguriamo sempre che vada. Poi una tappa rimarrà a Roma se non arriveranno risposte. Ma noi a Roma siamo abbonati perché non avendo la fortuna di... comunque, insomma, siamo nati... però abbiamo la prerogativa che se qualche cosa non funziona troviamo il modo di far sentire la nostra voce. Segato, invece, insomma, com'è la situazione Pasquetta lì a Padova? No, direi sposo quello che dice appunto la ristoratrice, quindi anche a Padova, insomma, a parte le mete tradizionali, quindi Colli Ugani, le gite fuori porta, anche in città, insomma, trainata un po' da Rubus Picta, quindi anche da turisti che arrivano dal resto d'Italia, anche dall'Europa, diciamo che i numeri sono più che confortanti. Registriamo anche che anche lunedì Pasquetta tanti prenotano a ristoranti in trattoria, forse perché magari non trovano più posto il giorno di Pasqua e preferiscono andare il giorno di Pasquetta, oppure magari perché l'incognita del meteo spinge a rinviare magari a qualche settimana più avanti i picnic. E anche per voi si sta avvicinando, poi insomma, a parte Pasqua e Pasquetta ci sono anche festività, insomma, il 25 aprile, il 1 maggio, quindi tutta una serie che accompagna poi all'estate. Sì, noi siamo fiduciosi perché adesso ci sono anche tutta una serie di date favorevoli tra ponti e festività varie, e poi culminerà poi col 13 giugno che insomma Padova è una festività molto sentita, e poi per arrivare appunto col traino verso l'estate, e quindi siamo effettivamente anche noi fiduciosi. Io vi ringrazio davvero Alessia Brescia per essere stata con noi, e anche Filippo Segato, segretario dell'APPE, vi ringrazio davvero. Buona giornata, auguri di buona Pasqua a tutti. Grazie. Auguri a tutti, grazie. Grazie davvero. Noi andiamo avanti e andiamo invece nel veneziano. Fa discutere la lettera che Fratelli d'Italia ha inviato al liceo Marco Polo di Venezia, diffidandolo ad applicare il regolamento alias, uno strumento con il quale in autonomia l'istituto ha deciso che studenti e studentesse transgender possano venire chiamati a scuola con il loro nuovo nome. La presidenza avverte, ci hanno chiesto le famiglie, non torneranno indietro. Il regolamento alias permette agli studenti e alle studentesse transgender di utilizzare a scuola il nome nuovo tutti i giorni e nelle formalità scolastiche e universitarie. Gli istituti e gli atenei possono utilizzarlo se vogliono, evitando agli interessati e alle interessate la sofferenza di sentirsi chiamare con un genere che non è il proprio. Al liceo artistico classico e musicale Marco Polo di Venezia questo regolamento esiste dal 2021, ma è di questi giorni una lettera inviata alla preside Maria Rosaria Cesari dalla sezione veneziana di Fratelli d'Italia, che ha seguito a 2 missive di associazioni pro vita, arrivate ancora a novembre. Siamo un po' meravigliati perché effettivamente, essendo da un po' di tempo attivo questo regolamento, abbiamo trovato così un po' in ritardo questa alzata di scudi.
Il Marco Polo, sottolinea il vicepreside, ha attivato il regolamento alias dopo precise richieste di aiuto da parte di alcune famiglie di studenti. Per noi è stata una cosa piuttosto naturale, ecco. Fa parte della nostra struttura istituzionale l'autonomia, esatto, scolastica, ancora da qualche anno, insomma, siamo dalla fine degli anni 90. Sono 6 su 1050 i ragazzi e le ragazze che hanno chiesto per loro l'applicazione del regolamento alias. Dopo l'ultima lettera di Fratelli d'Italia, l'ufficio scolastico regionale e provinciale ha chiesto lumi alla presidenza del Marco Polo e non ha fermato l'iniziativa. È un vissuto che le scuole hanno e quindi non si è mai opposto, no, formalmente, non ha mai sponsorizzato, diciamo, questa situazione, perché sono le scuole che autonomamente, appunto per la loro autonomia, agiscono in base alle necessità della propria comunità. Non faremo un passo indietro, perché non ha senso fare un passo indietro, la storia va avanti, non va indietro. Abbiamo parlato di Pasqua, di Pasquetta, adesso vediamo invece com'è andata la stagione in montagna, perché numeri da pre-pandemia, nonostante la nevi si sia fatta desiderare, un'offerta turistica che per la montagna è risultata vincente. C'è soddisfazione fra gli impiantisti che la prossima settimana manderanno in archivio la stagione invernale, un grande successo, commenta la presidente di ANEF nazionale Valeria Ghezzi. Quest'anno abbiamo fatto un'ottima stagione fin dall'inizio, sono tornati gli italiani e tornati gli stranieri. Devo dire la montagna ha attratto veramente tante persone. È ancora presto per i bilanci certificati di fine stagione perché ci sono ancora Pasqua e Pasquetta, ma i numeri osservati dagli impiantisti fino a fine marzo parlano di un inverno da leccarsi i baffi nonostante l'aumento dei costi che già lo scorso ottobre e poi a novembre aveva fatto tremare le vene e i polsi. I livelli raggiunti sono assimilabili alla stagione 2019-2020, una delle migliori di sempre, pur interrotta bruscamente dal lockdown, conferma la presidente di ANEF Valeria Ghezzi. La montagna ha avuto successo grazie a un'offerta turistica eterogenea per sciatori e non, anche in assenza di neve. Uno degli anni meno nevosi in assoluto. Tuttavia noi siamo stati in grado di garantire un ottimo prodotto, per prodotto intendo naturalmente le piste da sci, e devo dire che l'afflusso delle persone, degli sciatori sia italiano che stranieri, ci ha veramente premiato. È una montagna che sorride, che guarda con attenzione all'imminente sfida olimpica. Gli impiantisti sono pronti a far la loro parte e bisogna investire, afferma Ghezzi. Le Olimpiadi sono un modo meraviglioso per far conoscere l'Italia e le Dolomiti a tutto il mondo, e io credo che vada valorizzato nel modo migliore possibile, sia sotto il profilo delle infrastrutture che sotto il profilo dei servizi. Prima di andare in pubblicità vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring. Gli ospiti saranno Stefano Pelloni del Partito Democratico, Alessandro Manera della Lega, Martina Cancian, Terzo Polo, Maurizio Mestriner, candidato sindaco Movimento 5 Stelle, Luigino Rancan, candidato sindaco Popolo della Famiglia. Si parlerà anche di identità di genere. In studio ci sarà Laura Bisetto, ragazza transessuale trevigiana, che racconterà la sua storia. Ed ora vi ripropongo il sondaggio di oggi, che è questo, lo vedete in sovraimpressione: affitti, Treviso troppo cara. Se siete d'accordo sì, 0422 1626 691. Se invece non siete d'accordo, quindi rispondete no, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso proprio della nostra trasmissione Ring di questa sera a partire dalle 21:15. Noi ci fermiamo, c'è il meteo, la pubblicità, poi torneremo con la nostra puntata con l'ULSS 2, parleremo della trappola dei disturbi alimentari. Lo faremo con la dottoressa Francesca Fontana e Carla Baruffi. Dunque meteo, pubblicità, poi di nuovo in studio con l'ULSS 2. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La settimana santa prosegue all'insegna del bel tempo grazie all'aumento della pressione atmosferica.
Vediamo il dettaglio di martedì 4 aprile. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, ci attende infatti una splendida giornata, caratterizzata come vediamo dalla presenza del sole. Il cielo sarà sereno o velato. Temperature stazionarie e fresche, minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece tra 11 e 14 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato ovunque, con cielo limpido, al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole con soltanto delle nubi in arrivo da nord, ma innocue. Temperature minime intorno allo 0 o ai 2 gradi, massime sui 15-17 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.